Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, sono da pochi minuti passate le 8 del mattino di questa giornata, venerdì 11 giugno, e dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore in Friuli, Venezia e Giulia. Apriamo subito chiaramente con degli aggiornamenti di cronaca. Per dire che sulla linea Venezia-Trieste, in direzione del capoluogo giuliano, il traffico ferroviario è tornato regolare poco prima della mezzanotte dopo i disagi di ieri tra Cervignano e Ronchi dei Legionari Sud per un inconveniente tecnico alla linea dovuto al maltempo. Un fulmine nel pomeriggio, durante un violento temporale, si era scaricato proprio nei pressi della stazione ferroviaria di Cervignano, mettendo fuori servizio l'impianto elettrico che alimenta la linea aerea e tutti i servizi dello stesso scalo ferroviario. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno rimesso in funzionalità la linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: si sono registrati rallentamenti fino a 30 minuti. Adesso cambiamo argomento per dire che sono importanti novità per quanto riguarda l'azienda sanitaria del Friuli Centrale, perché giovedì prossimo alle 9 presso l'ospedale di Udine, in piazzale Santa Maria della Misericordia, al quarto piano, aula Perraro, si terrà una breve cerimonia per la donazione di 2 ecografi portatili e strumentazione relativa da parte del Rotary Club a favore della clinica di reumatologia. Sarà presente per la regione Friuli Venezia Giulia il vicepresidente Riccardo Riccardi. E adesso ci trasferiamo in regione per quanto riguarda iniziative sulla qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia, il tutto nel servizio. Oggi abbiamo presentato la relazione annuale del 2020 della qualità dell'aria del Friuli Venezia Giulia, che è un'ottima qualità dell'aria. In pochissimi casi abbiamo delle criticità veramente minime, mai sopra la soglia di attenzione. Quindi bene, ogni anno sta migliorando. Questo va nel senso di quelle che sono le nostre direttive regionali, ovvero anche da quest'anno una nuova norma sulla qualità dell'aria che è partita con delle delibere di giunta il 7 maggio e con il contributo di tutti, quindi dalle istituzioni alle associazioni, andremo a portare una nuova norma che terrà conto della qualità complessiva delle fonti e appunto eventualmente inquinanti. Faccio un esempio: se nella zona industriale ci sono più aziende che sono a norma, però la sommatoria di queste può essere non tollerabile alla popolazione, quindi aperture di nuove industrie in questo senso, anche se nel rispetto delle norme non potranno essere consentite. Per non andare a impattare su quello che è la qualità dell'aria anche nei nostri porti, dove abbiamo un aumento, per fortuna, esponenziale dei traffici, ma questo si lega anche a una fonte emissiva, e quindi andare insieme al governo e all'autorità portuale a fare un ambizioso progetto di elettrificazione di questi porti, per poi intervenire sul trasporto e tutte le altre fonti che comunque generano emissioni, ripeto, tutte nella norma. Quindi andiamo verso una regione sempre più green e contiamo di anticipare il Green Deal europeo previsto per il 2050 al 2045 e perché no anche prima, con un ambizioso progetto Nipoti che vedrà la collaborazione di tutte le istituzioni. Cambiamo argomento per dire che le problematiche come quelle evidenziate dall'incontro andrebbero necessariamente inserite in uno studio più generale del territorio e prese in esame coinvolgendo anche le altre amministrazioni comunali presenti a monte e a valle. Su questo metodo di lavoro allargato la Regione sarà sicuramente presente, lo ha detto il vicegovernatore di Friuli Venezia Giulia con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi al termine dell'incontro che si è svolto in municipio a Valbasone e Arzene, nel corso del quale sono state illustrate alcune problematiche di carattere idraulico ambientale alla presenza del primo cittadino, del direttore della protezione civile, del rappresentante del consorzio Cernina Meduna,
al vice governatore sono state delineate le principali criticità che interessano il comune della destra Tagliamento. In particolare sono state analizzate le condizioni del torrente Rupa, il quale, seppur oggetto di diversi interventi di manutenzione straordinaria, sta facendo registrare ripetute ondate di piena. Secondo l'amministrazione comunale, la causa è da ricondurre al fatto che il corso d'acqua funge da collettore delle precipitazioni derivanti dalle campagne contermini, facendo così crescere in occasione di abbondanti piogge la portata del corso d'acqua, arrivando quasi all'esondazione in diversi punti. Poi altri temi chiaramente sono stati trattati nel corso della riunione. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento a più tardi per quanto riguarda l'edizione online e chiaramente nel corso della mattinata aggiornamenti attraverso il nostro sito internet www.friulitv.net. 8:12 per chi ci ascolta e ci ha visto, come si dice, in diretta. Un saluto anche a coloro che seguiranno la registrazione. E cosa dirvi? Buona giornata a tutti, restate con noi come sempre. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.